Margherita Vicario. Buonasera. Allora, innanzitutto benvenuti e benvenute a Cinema Zero e soprattutto benvenuta Margherita. Siamo Grazie. molto contenti di averti qui con noi questa sera. E molti di noi ti conoscono per essere una cantautrice. Eppure oggi vieni qui raccontando una storia ma tramite le immagini. Allora forse la prima domanda che volevo farti è: perché hai deciso di metterti dietro la macchina da presa questa volta per il tuo esordio alla regia, e perché proprio con questa storia? Beh, forse perché proprio sono cresciuta nella musica, anche negli ultimi anni ho lavorato più come appunto cantante e cantautrice, perché un po' la mia fissazione era quella di voler un po' raccontare cos'è la musica per me, tutti i suoi diversi scopi, i suoi diversi usi, e anche un pochino voler svelare quali sono i meccanismi di creazione, come dire, no? Un po' quei meccanismi per cui uno si siede al pianoforte, come dire, passare da... Veramente l'idea era quella di far capire quanto a chi ama la musica, a chi la scrive, anche se non l'ha mai studiata, anche se è un autodidatta, come dire, la musica può essere prima solo nella testa e poi prendere corpo, ma solo grazie agli altri, a un gruppo, e in questo caso a un'orchestra, o in generale per quello che vale per un film, insieme alla sua troupe e a tutte le persone che ci lavorano, ecco. La storia è ambientata nel 1800, siamo Sì. a Venezia, però qua un po' di campanilismo io lo devo fare. Sì. Il film non è tutto girato, anzi è girato a Chioggia, ma molte delle scene, anzi forse qualcuno di voi ha visto una scena e dice: ah, beh, questa però è Udine. No, ma a Venezia non ci piaceva, no, Venezia. Era meglio il Friuli, invece, era molto meglio il Friuli. Applauso! No. Siamo andati 2 giorni a Venezia, ma poi il Friuli, insomma, anche il Friuli Film Commission, esatto, ha assolutamente coprodotto e sostenuto il film. Tantissime maestranze sono friulane, addirittura, signori, vorrei fare un grande applauso a Domenico Mason, qui in prima fila, il coach di archi delle nostre attrici. Grazie Domenico, sono sicura che in sala c'è anche qualcun altro che ha lavorato al film. Manifestatevi, la direttrice del coro Milli Fullin dei Chivas Ensemble, Diego Cal, Cristiana Rossato, non ci sono? Qualcuno a rappresentanza. C'è una mano alzata che però non si alza la persona, ma beh, comunque tutte le ragazze, le orchestrali, e anche, diciamo, sia le orchestrali che hanno registrato la colonna sonora, sia le orchestrali in scena, le ragazze del coro. Che bello. Hai visto? Bello, vedi? Sì, fatto bene a mettere il rossetto. Di qua dove pure? No, basta. Ecco. Comunque tantissime risorse umane friulane, e di questo veramente sono grata, ma perché ci hanno messo tanto amore, e anche persone, come dire, che vengono da un mondo musicale molto diverso dal mio, e che quindi hanno accolto la storia e l'hanno capita e mi hanno aiutato a realizzarla. Rimanendo sempre in tema di cast e di musica, le immagini, i personaggi, molti sono volti noti, ad esempio Paolo Rossi, Natalino Balasso, che però tu li fai fare dei ruoli drammatici, noi siamo abituati a ridere insieme a loro, in questo caso li vediamo in un altro ruolo totalmente diverso, a tratti anche grottesco. Sì. E poi invece la curiosità sono su 2 personaggi estremamente positivi, che sono Romeo e Bettina. Sì. Uno è Elio, Stefano Bellisari, e l'altra è Veronica Lucchesi, che molti di voi l'avranno riconosciuta anche lei, che è la cantante della rappresentante di lista. Come mai questi 2 personaggi li hai voluti, li hai cercati, li hai scritti? Sì, li ho assolutamente voluti, perché un po' tutta l'idea del film si reggeva su questo cortocircuito, come dire, musicale e anche stilistico e di contenuto, cioè il far convivere il pop con un patrimonio invece culturale molto più antico, e che è altrettanto pop, ma pop nel senso di popolare e riconosciuto da tutti, perché metti un pezzo di Vivaldi e siamo tutti contenti, nel senso
Però appunto, visto che c'era alla base della storia questo tipo di cortocircuito, mi piaceva riproporlo anche nella scelta del cast, e quindi magari non so quanti di voi conoscevano Questo corpo, la canzone che canta Bettina. Per chi non la conosce sembra un pezzo del film qualsiasi, diciamo, ma per chi la conosce, no, si crea un piccolo legame con il presente, perché quella è una canzone sua che ha scritto lei, sta in un disco della rappresentante lista di 5 anni fa. Quindi no, li ho fortemente voluti, e nel caso di Bettina ho proprio scritto il personaggio su quella canzone. Quindi mentre tutte le altre attrici ho fatto i provini e le ho cercate, poi insomma le ho trovate, lei era proprio, volevo proprio fare come se una sua antenata di 2 secoli fa avesse già scritto una canzone che poi l'ha attraversata, insomma, qualche anno fa, ecco. Elio invece, questo personaggio positivo, Elio così dolce. proprio, a parte che Elio è uno con un grandissimo cuore, quindi mi piaceva l'idea di fargli fare l'alleato, e poi lui anche rappresenta uno che è stato un elemento di rottura, in realtà viene dalla musica colta ed è anche coltissimo musicalmente. Però si è inventato un genere tutto suo, cioè poi io sono cresciuta con le storie tesi, so tutte le loro canzoni, quindi è stato proprio, l'ho proprio voluto. Lo stesso Paolo Rossi ha diretto 5 opere buffe, ha fatto 3 Sanremo, viene dal teatro, conosce gli archetipi, quindi un cattivo sapeva come farlo, e poi c'hanno anche delle facce pazzesche, quindi sì, li volevo buttare in mezzo a un film dove ci fossero anche attori puri, ma anche, e poi soprattutto il cattivissimo Natalino Balasso, il cattivone one. Mi piaceva l'idea che venisse anche un po', poi lui non è che è un comico assolutamente, è un attore completo, però l'idea di dare quel tocco di ridicolo al cattivone mi piaceva. Ci sta, sì, esatto. Un po' grottesco. E invece una curiosità che avevo sulla scena del concerto. Sì. Noi viviamo... Se la ricorda Domenico Mason, il coach d'Archi. Tutto bene, è andata tutto bene, è stata difficile quella scena? Bellissimo. C'ha ancora le orecchie che ancora c'ha delle goccette di sangue, poverino, per come sentiva. No, vabbè. Noi da spettatori invece viviamo tutto il film con l'attesa di questo momento, no? Dell'arrivo del Papa e finalmente questo super concerto che dovrebbe esaltare gli animi. E forse anch'io un po' mi dico, quando l'ho guardato, dico adesso finalmente le ragazze riescono a far capire la loro qualità, la loro capacità. No, invece non le capisce, solo i bambini. Esatto. E allora un po' la scena mi ha spiazzato, e poi mi sono detta, forse adesso un po' volando alto, ho detto forse questo è il messaggio che Margherita ci ha voluto un po' scrivere tra le righe, che non serve compiacere gli altri alla fine, perché loro sono... Mi sto emozionando, mannaggia. È vero, non serve, devi compiacere anche te, devi, non lo so, stavo dicendo forse una cosa invece stupida, devi compiacere te e gli amici tuoi, che neanche è vero, perché quello è sbagliato, però essere felice con le persone con cui stai facendo le cose, poi andrà come andrà. Essere libere, insomma. Ma sì, è un finale un po' allegorico, nel senso, io mi immaginavo come un gruppo il pubblico come dei topi chiusi in una scatola con con gli ultrasuoni, capito? E quelli che impazziscono, non ci capiscono più niente, il Papa scomunica tutti, nel senso, chi capisce, pazienza. E quello è, come dire, la vecchia leva. Esatto. E la vecchia leva a un certo punto deve lasciare spazio ai giovani. E invece sul secondo finale, perché secondo me c'è due finali, no? Sì. E anche lì io ho letto un'intervista in cui ti dici che la storia di queste donne in realtà l'hai un po' ricostruita, perché non ci sono testimonianze scritte, a meno che non abbiano sposato, giusto? Tu dicevi che non si siano sposati con delle persone che, quindi sempre la moglie di scrive No, la cosa che mi ha molto colpito mentre facevo queste ricerche sugli ospedali di Venezia, che erano veramente degli istituti per orfane, arrivavano a orchestre di 70-80 donne, poi di tutte le età, perché c'erano anche donne che rimanevano lì fino a 80 anni, però erano istituti molto grossi, che arrivavano fino a 800-1000 persone, e la cosa che mi ha molto colpito è che erano delle eccellenze musicali pazzesche, ma poi non potevano effettivamente suonare al di fuori, l'era proprio vietato, cioè non potevano suonare per la gloria di Dio. Potevano ambire diciamo che
cioè per esempio nella scena del quartetto d'archi, cioè quando le ragazze, quando Lucia dice suonate, ho un pezzo che devo provare, suonate con me, quello è uno dei pochi componimenti che è arrivato ai giorni nostri di un'orfana, Maddalena Laura Sirmen, proprio di quell'epoca, 1796 più o meno, e ho voluto metterlo nel film per far suonare proprio anche, no? È come se Lucia fosse un po' il suo alter ego. Però Maddalena Laura Sirmen l'ho scoperta ed è arrivata ai giorni nostri perché il suo maestro, che era il maestro Tartini, ha fatto di tutto per darla in sposa a un compositore che era questo Ludovico Sirmen, e quindi lei è arrivata ai giorni nostri perché figlie, sorelle o mogli di altri musicisti, come dire, erano più privilegiate, nel senso potevano accodarsi al mestiere del marito o del padre o del fratello e lasciare, come dire, pubblicare, lasciare tracce. Quindi sono sempre esistite tantissime artiste in tutte le epoche, solo che hanno fatto un po' più fatica a... Poi ecco, in prima fila c'è il maestro che comunque potrei dire, non dico cavolate, mi sono molto documentata, ci sono tante esperienze di artiste, però non è che ce ne siano arrivate molte. No, stavi parlando di mogli o parenti eccetera, la sorella di Mozart, sorella di Mendelssohn, sono le Sì, pochissime, la moglie di Schumann, la moglie di Schumann. Sì, quindi... Però uno poi se fa 1 più 1 dice ma è possibile che così poche avessero delle, no, delle capacità compositive? Assolutamente no, quindi un po' il film è una scusa, un pretesto per parlare di, ovviamente tirata per i capelli, perché poi Teresa suona come potrei suonare io e neanche ha studiato, però il senso era un po' quello. E poi che alla fine, no, nessuno si salva da solo, c'è questa Quello assolutamente. che nonostante i battibecchi, nonostante le difficoltà tra di loro, tra queste donne che a volte si scontrano, a volte si incontrano, si sollevano, si alzano insieme, alla fine anche quando la ragazza deve scappare dice però voi verrete con me, cioè Sì, c'è sempre sì. quest'idea di unione che se no senza ci si perde, insomma, ed è un altro... Eh sì, è il famoso appunto tema della sorellanza. Nel momento in cui Lucia riceve la tragica notizia che non può, insomma, non verrà sposata da questo Luigi Dalbene, tra l'altro tutti i nomi saccheggiati da questo libro d'archivio, per cui chissà se gli eredi dei Dalbene, perché sono tutti nomi veri. Vabbè, ma non diciamolo. Ma vabbè, ma che ce ne frega. No, è che siamo ripresi, non vorrei mai che C'è qualche Dalbene, ma sai quanti ce ne sono? Come siamo ripresi e dove andiamo? Non te lo dirò. Su YouTube per sempre? Garantito? Mannaggia, non fermerò la liberatoria. Jacopo Pistacchia, fatti sentire. Aiuto. No, questa la togliamo, va bene. Ma che scherzo, puoi fare quello che ti pare. Che ti stavo dicendo? Mi sono scordata. Stavamo parlando della sorellanza. Sì, nel momento in cui Lucia ci rimane male, per usare un eufemismo, tutte le altre, anche quando poi no, risolve il pianoforte, se non sono tutte e 5 non ne vale la pena, e quindi cercano di risollevarla e di sublimare una sua sofferenza. Però questa è una cosa che ho capito anche crescendo, che veramente le amicizie femminili, quando da piccola, da ragazzina magari ero più una maschiaccia e avevo sempre amici maschi, sì. Poi crescendo ho capito che invece c'è un valore nell'amicizia femminile molto salvifico, perché insomma, ma sicuramente lo sapete. E accodandomi a quest'ultima riflessione, non è una domanda, ma è solo un ringraziamento che faccio a delle persone che sono qui, perché noi di solito quando facciamo gli eventi a Cinema Zero cerchiamo sempre di dare spazio a delle realtà del territorio che comunque si occupano in qualche modo di tematiche affine a quelle narrate nei film. In questo caso le ho proprio davanti a me, fatalità, e ho qui delle 5 volontarie di Voce Donna. Vedi? In realtà non l'abbiamo fatto a caso. Non cade foglia che Dio non voglia. Vedi? Abbiamo 5 volontari in un centro antiviolenza di Pordenone che si chiamano Voce Donna, e a cui lascio la parola velocemente per raccontare cosa fanno a Ilaria Bonandi, appunto perché parlavamo di sorellanza e certo, di rete. Esatto, e volevo farti conoscere questa realtà del nostro territorio. Emozionata tantissimo. Grazie. Buonasera a tutti e tutte. Beh,
Intanto ringraziamo tantissimo Angela e il Cinema Zero per averci invitato e collaborare per questo bellissimo film. Il centro antiviolenza nasce nel 97 sul territorio di Pordenone, nasce come servizio rivolto alle donne che hanno subito o stanno subendo violenza dal proprio compagno o partner, e nasce appunto per sostenerle, per dare un aiuto di fuoriuscita, di ascolto, scusate, sono emozionatissima e Ti ascoltiamo, tu devi stare tranquilla, siamo qui ad ascoltare. E per noi è fondamentale che la donna sia al centro del suo vissuto, della sua storia, quindi la affianchiamo, lavoriamo con lei, per lei, ed è un po' quello che richiama anche il film, quindi proprio la bellezza, la solidarietà, la sorellanza per noi è fondamentale ed è uno dei nostri principi del centro. Purtroppo al centro l'anno scorso l'abbiamo chiuso con un accesso di più di 300 donne che si sono presentate, con un totale di quasi più di 1 migliaio di colloqui, però siamo una realtà presente e collaboriamo con vari servizi, queste opportunità, questi incontri, le presentazioni del film che raccontano quello che è stato e su cosa si basa poi il fenomeno della violenza di genere, e quindi siamo contente di portare un po' la voce nel territorio. Grazie Grazie mille. Grazie. Allora, noi siamo solite a un certo punto chiedere al pubblico se ha qualche domanda. Certo. Quindi è arrivato il momento per voi di prendere in mano il microfono e fare qualsiasi domanda a Margherita. Io invece volevo farti una domanda rispetto al processo di scrittura con Anita. Come avviene il processo di scrittura con lei, con la sceneggiatrice, e te che hai un percorso diverso ovviamente di musica, e quindi se nasce prima la parte musicale, se nasce la parte di scrittura, e se c'è stato un momento di coesistenza delle due scritture. Assolutamente. Sicuramente appunto Anita è la sceneggiatrice. A un certo punto io avevo tante idee per la testa, avevo scoperto questi istituti, avevo già iniziato la mia ricerca, fatto interviste, però avevo tanto materiale, avevo anche già scelto delle musiche che ero sicura che volevo usare, più del repertorio classico. Per esempio la scena del tentato suicidio ce l'ho avuta in mente da subito, proprio sapevo che avrei voluto girarla in quel modo, con quella scansione, come se fosse proprio quasi più importante la musica della scena. Quindi quando poi ho iniziato a lavorare con Anita, che è una sceneggiatrice fatta e finita, cioè proprio che di lavoro fa la sceneggiatrice, è stata bravissima a, come dire, farsi investire da tutto questo materiale, trovarne altro e aiutare, e abbiamo proprio creato una struttura insieme. Quindi anche, sai, si poteva fare quasi una stagione di una serie con tutti i personaggi che c'erano. Quindi abbiamo cercato il più possibile di, sicuramente l'intento era quello di fare un film che fosse anche abbastanza pop, quindi con delle cose riconoscibili. Se c'è un cattivo è un cattivo, se ci sono le 5 ragazze bisogna fare 5 ragazze con 5 caratteri, come in un teen movie, no? Cioè abbiamo anche un po' cercato degli archetipi, perché secondo me più anche la trama, o comunque il punto di partenza era lineare e con tutti anche archetipi rispettati, più la parte musicale poteva prendere poi la tangente, come è nel film. Quindi abbiamo lavorato sul soggetto prima, sul trattamento, con già dei punti fermi musicali. Però molte scene, tipo qui c'è un duello, le dicevo, qui deve essere una cosa, lei diceva vabbè, questa scrivila te, perché su alcune cose sapeva che ce l'avevo in mente. Una volta che c'è stata la prima stesura, ho iniziato ad andare a Torino dal mio produttore Dade, con cui ho firmato la colonna sonora, e abbiamo invece iniziato una specie di sceneggiatura parallela musicale. Quindi per esempio la prima sequenza, quella l'opening, come dire Teresa che vede le cose, l'abbiamo veramente fatta in 3 ore e mezza, un pomeriggio. Ci ho iniziato a tagliare le carote con la scopa, tutto con un microfono, perché era un punto di partenza. E quindi poi sono tornata sulla sceneggiatura, ho detto ok, succede questo, prima ci sono le lenzuola, poi
Quindi c'è stato un grande anda e rianda, e poi c'è stato un grandissimo lavoro poi sono andata a registrare le orchestre a marzo, le riprese erano a maggio, quindi a marzo con tutta la stesura fatta e tutte le musiche scelte, anche composte demo, cioè con gli archi finti, abbiamo registrato proprio qui al Teatro di Trigesimo in provincia di Udine. Tricesimo. Ma che cretino. Sono nomi difficili comunque in Friuli, sì, non è Teatro non è Garzoni di Tricesimo, non so perché ho detto trigesimo, quello è il trigesimo, è un'altra cosa. Quindi, però poi tutte le orchestrali avevano, insomma è stato musicalmente molto complesso. Poi alla fine di tutto c'è stata anche la passata finale delle musiche, perché ci sono anche delle musiche di commento, quindi in base, perché io finché non era finito il film non sapevo se c'era troppa musica, troppo poco, com'era l'effetto, quindi già ce n'era tanta sulla carta. Finito il film però abbiamo deciso di mettere anche alcune musiche proprio puramente di commento e che riprendessero i temi del gran concerto e la parte finale, quindi no, è stato molto un avanti e indietro, quasi 2 sceneggiature parallele. Sì. Ciao, intanto grazie per questa meraviglia che ci hai donato. Grazie. E, bellissima la scena sulla sorellanza, mi ha commossa tantissimo e mi sono sentita partecipe, è stato bellissimo. La mia domanda riguarda che ruolo e che voce volevi dare ai bambini all'interno di questo film? Io li frequento molto i bambini, nel senso che anche in tante altre mie canzoni ci sono, ho bisogno ogni 10 giorni di spupazzarmi i nipoti perché ho proprio un bisogno dermatologico di sentirne le cicce e sentirli parlare e un pochino il loro ruolo era quello del come dire, di tutto. La prima battuta del film è mia nipote che fa che dice una battuta, do molto spazio, cioè secondo me tutto il linguaggio non verbale, il linguaggio affettivo, emotivo e il linguaggio tutto irrazionale, quello che uno pensa che i bambini, no, che siano solo istinto e quindi è una dimensione che mi interessa molto. Infatti Teresa a loro parla anche quando non comunica, invece comunque comunica e poi i bambini, soprattutto magari in questi contesti, erano sempre, soprattutto quelli orfani che erano una bocca in più da sfamare, erano spesso considerati come un peso, perché finché non avevano, ma l'ho anche letto in questi libri, diciamo, finché non avevano fino all'età, diciamo, della pubertà li tenevano maschi e femmine negli istituti, poi appena i maschi, insomma, si arrivava a un'età per cui crescevano un po', i maschi li mandavano proprio a lavorare, li davano un obolo a delle famiglie contadine per dire già avete 8 figli, prendetene 9, la chiesa dava un piccolo obolo alle famiglie, però no, il ruolo è quello che sono per me quelli che hanno la fantasia più pura di tutti, e infatti nel finale sono gli unici che capiscono, come dire, che godono della situazione e che capiscono quando uno sta bene e capiscono subito quando uno invece è infelice, e quindi mi piaceva, anzi li avrei voluti usare di più, ma i ragazzini sul set sono una pratica. No. Ciao Margherita, ti faccio innanzitutto i complimenti per questo capolavoro a cui abbiamo assistito ma innanzitutto ti volevo fare i complimenti perché si vede che questa è un'opera, nonostante essendo a tutti gli effetti un'opera prima, quindi un esordio alla regia, si vede che è un percorso di anni dove fondamentalmente si uniscono tutte le tue esperienze artistiche e arriviamo ad un punto in cui quest'opera diventa a tutti gli effetti una forma di coabitazione tra tutte le arti che tu abitualmente frequenti. Tant'è vero che secondo me l'aspetto più interessante, certo uno potrebbe dire questo è un film sulla musica, però è interessante vedere come la musica è stata trattata, nel senso che si vede che
Tu sei una regista che però vede la musica con gli occhi del musicista, che è una visione della musica completamente diversa. Molto spesso siamo abituati a vedere la musica in termini ancellari rispetto al film, invece tu l'hai modellata, l'hai scolpita, l'hai fatta diventare a tutti gli effetti un protagonista immateriale che dialoga insieme invece a tutti i protagonisti fisici. Allora volevo chiederti, giunta a questo punto del tuo percorso, come vedi anche il tuo futuro in termini proprio di coabitazione di queste arti? Bella domanda. Come vedi che dialogheranno in qualche modo la musica, il cinema, le arti performative, la scrittura, l'attorialità nel tuo futuro artistico, e che collocazione gli darai? Ma chi sei? Il mio grillo parlante? Sei la mia coscienza? È una domanda leggerissima, signora, guardi, ma poi c'ho la risposta, guardi. No, è vero, cioè, infatti, così come nel primo disco, nel primo film, nel primo libro, non lo so, nella prima nascita di qualcosa, c'è più o meno tutta la vita da quando sei nato fino a quel momento, penso. E tutti dicono che col secondo, come si dice a Roma, sono cazzi. Detto questo, Come coabiti? è tutta colpa dei produttori di questo film, che hanno veramente sostenuto una visione, anzi me l'hanno quasi, come dire, perché ci vuole un po' di tempo per rendersi conto che una cosa, bene o male, se ti butti e ti ci impegni tantissimo, poi la puoi fare. Poi può piacere, non piacere, può essere piena di difetti, ovviamente, però questa prima è stata fatta e c'è tantissimo di me, veramente, è molto autobiografico, anche se non ci sono mai, sono solo la controfigura delle mani di Teresa e anche Meino, sì. Ora che sarà di me? Non lo so, quest'estate sono in tour, suono. Verrai anche in Friuli. Verrò anche in Friuli, anzi a Cividale con l'orchestra. Non lo so, sicuramente il giorno in cui ho finito di girare il film e poi fidati che la post-produzione è stata molto impegnativa, ho detto vabbè, ne voglio fare un altro, cioè non vedo l'ora, lo rifarei domani, non questo, un altro, però lo rifarei domani, solo che ora devo aspettare che nasca un'idea che sia altrettanto urgente, perché veramente, come hai detto tu, ho messo una specie di ossessione che ho per la musica e che ho sempre avuto fin da piccola. Da quando appunto mia madre a 8 anni ci diceva bene, ora torno tra 2 ore, mettete in scena 7:40 di Battisti. Mi sono svegliata e noi facevamo tutta la scenetta, capito? Quindi io sono proprio cresciuta con l'idea di usare la musica per tirar fuori dalla musica anche tutta la parte più attiva dell'azione. Vabbè, ora mi sono incartata, la metti su YouTube, vero? No, togliamo anche questa. Ok. E quindi non lo so che sarà di me, però sicuro non vorrò mai mollare il cantare dal vivo, anche quello però è un grosso lavoro, bisogna scrivere, fare dischi nuovi, quindi ora vediamo, non lo so. Grazie. Grazie.